Dall'87 è stata aperta al pubblico, sono state aperte al pubblico le sale che stiamo attraversando. Questo nuovo allestimento è stato voluto dall'attuale sindaco Mario Briguglio, che in accordo con l'associazione Amici del Museo, che ha conferito taluni beni, come per esempio queste armi provenienti dall'Africa orientale, sono scudi abissini in pelle di rinoceronte, e lì sono rivestiti di piastre d'argento dorato. Quello è un esemplare raro di Voodoo Major, era un animale tipico di quelle regioni e che oggi è introvabile perché è un esemplare che ha più di 100 anni. Questi sono i ferri che venivano posti alle caviglie dei prigionieri per portarli a lavorare, di modo tale che si potevano muovere. Questi ferri andavano alle caviglie, e però non potevano correre, quindi scappare, fuggire. Quello è un acquamanile, quelle sono delle ciotole di taglio medievale. E questo bel fucile a ruota è uno dei pezzi più pregiati. Queste sono alabarde più di rappresentanza che d'offesa, e questa pistola è molto carina perché alterna il fuoco all'arco, e quindi laddove non c'era il tempo di ricaricare la canna si poteva utilizzare la balestra, la piccola balestra. Queste sono altre spade schiavone di altro tipo, sempre provenienti dal museo regionale.